Nel giorno in cui il prefetto Laura Lega apre ad un nuovo bando di gara che scadrà il prossimo 27 dicembre per accogliere tra vecchi e nuovi profughi un contingente di complessivi 2.140 migranti, a Vittorio Veneto devono intervenire 40 tra militari e poliziotti, celeri in assetto antisommossa compresa, per sedare una rissa al CEIS. La tensione per l'espulsione di 3 profughi dal territorio nazionale perché non avevano i titoli per richiedere l'asilo. Alla consegna dei rispettivi 3 fogli di via, firmati dal questore di Pordenone, si è scatenato un vero e proprio inferno, sedato soltanto dall'arrivo dalle 6 del mattino degli uomini delle forze dell'ordine. Situazione tornata all'apparente normalità soltanto poco prima delle 14, con i 3 migranti che però, con foglio di via in tasca, dovrebbero fare ritorno a casa a proprie spese e che invece, con molta probabilità, si trovano invece a girovagare chissà dove senza un tetto per trovare riparo per la notte e senza alcun tipo di sostentamento. È un'emergenza sicurezza perché queste persone non sappiamo da dove arrivano, ma non sappiamo che precedenti penali possono avere avuto nei loro paesi. Sicuramente i loro paesi li mandano a casa nostra perché probabilmente a casa loro non possono stare. Poliziotti e militari impegnati a sedare la rissa e a presidiare il CEIS con i suoi 250 ospiti proprio nel giorno dei festeggiamenti dei 150 anni della città. Come consigliere comunale di Vittorio Veneto e come segretario nazionale della Liga Veneta, io propongo al prefetto Laura Lega l'espulsione immediata di questi 3 soggetti, in quanto nulla hanno a che vedere con i profughi e con i migranti. E mentre il prefetto, a pochi chilometri di distanza, a Treviso, dopo il sopralluogo delle scorse ore, sta valutando se utilizzare i 1.300 metri quadrati dell'ex Fleming in via Ghirada come nuovo centro di accoglienza, il Carroccio continua ad annunciare barricate e presidi contro. Vuol dire che questa è un'invasione portata avanti dal governo Renzi tramite i prefetti sul territorio.